Via con mister Mariotti, dai. Allora siamo qui vicino alla sala stampa con mister Mariotti, insomma una gara sofferta del Carbonia con un buon Lanusei che ha disputato una bella partita, da una parte all'altra capovolgimenti, insomma il Carbonia non ha fatto grandissimi tiri in porta, però ha avuto una bella palla salvata sulla linea all'inizio della ripresa dopo essere andata sotto di un gol e poi in questo finale davvero strepitoso, un gran gol direttamente sul calcio piazzato per un pareggio forse disperato. No, quando dici spiritoso non so che ti rinuncia, sicuramente la nostra partita no. No, al gol. La tirare un po' c'è una posizione, insomma io ci ho avuto 6 anni fa, giocavo in una serie qui francese al Paris Saint Germain, non è uno, ancora sta al 50%, ha fatto la prima partita oggi, ci ho avuto 6 anni fa, però oggi vado via col sorriso, sai perché? Perché oggi forse andavamo proprio pareggiato. E allora quando non pareggi ti prendi al 90esimo non devi essere contento, ma molto di più, ma perché? Perché è un passaggio indietro di personalità. Il primo tempo la squadra Lanusei ci ha messo sotto, è preparata bene, soffrivamo la parte di Varela, noi eravamo impauriti, non so per quale motivo, però un fatto di crescita. Il secondo tempo poi come il calcio del fa non la chiudono, non l'hanno chiusa nella partita e poi è uscita questa punizione e guarda caso nei 5 minuti restanti al momento sforiamo il 2-1 che poi dici il calcio com'è, il calcio ti dà tutto e ti leva tutto, nei 90 minuti assolutamente forse il pareggio c'è stava no l'arco larghissimo, non è che sì, però me la prendo perché lavori bene, stai a 4 punti e poi recuperi Cappai, recuperi Piretta, Odianose che oggi stamattina mi ha detto mister non gliela faccio, sono tutte cose importanti queste, sono segnali importanti, dobbiamo cogliere, dobbiamo essere intelligenti e dobbiamo prendere questo punto alla grandissima ma ripartire da quello che ne ha affezionato, che è la personalità. Questa squadra non deve aver paura di giocare. Allora ringraziamo perché ci stanno aspettando in sala stampa altri giornalisti, grazie mister, in bocca al lupo naturalmente. Allora Ugo.